Nuovo vertice regionale per fronteggiare le emergenze dovute al disastro causato dal maltempo. Dopo i sopralluoghi, il punto con tutti gli enti preposti alle operazioni di soccorso e aiuto, a iniziare da Veneto Strade. Ci hanno dato una mano anche gli amici trentini liberando alcuni euro, quindi aiutandoci ad accedere anche da Trento. Quindi il coordinamento avviene in questo momento abbastanza bene con ANAS. Analogamente forniamo un bypass a Sant'Antonio ad ANAS e riusciamo quindi anche a far passare tutte le colonne, mentre quella che c'è stata stanotte, poco dopo Cencenighe, la dovremmo risolvere in serata anche con un allargamento al monte. Poi abbiamo il ponte tra Santo Stefano e Sappada, che anche quella ha una piccola limitazione, ma credo che anche in serata verrà tolta dopo un'ispezione dei tecnici. E con la forestale il punto sulla situazione dei nostri boschi, spazzati per un totale di oltre 60.000 ettari tra le due province di Belluno e dell'Alto Vicentino. Avrà delle ripercussioni anche sull'aspetto delle comunicazioni di questo inverno con la neve, perché c'è un aspetto di valanghe e sicuramente ci sono delle zone che saranno completamente scoperte. C'è una massa di materiale a terra incalcolabile, sono milioni e milioni di metri cubi di legname che dovranno essere gestiti sia per la ricomposizione del bosco, ma un altro problema di aspetto fitosanitario è che questo qua è benzina di fuoco per il bostrico che già stava avvicinando gli addetti. Situazione di grande disagio anche nel Rodigino, con il problema dell'acqua, come spiega il dirigente del Genio Civile. Alluminio e ferro oltre il preventivabile, che ha dato delle problematiche alla centrale di potabilizzazione, tant'è che è stato dovuto dichiarare la non potabilità dell'acqua, ma la cosa è rientrata, adesso l'acqua è potabile e normalmente distribuita. Per tutti di importanza vitale la prudenza, con l'allerta che nel Veneto resta di livello rosso, come spiega la Protezione Civile. Attualmente siamo ancora nella fase più critica dell'emergenza. Pericolosissimi inoltre tutti quegli alberi che hanno risentito della furia del vento. Dopo 5 giorni di piena dei fiumi, gli argini sono molto pericolosi, quindi vi prego di non andare a vedere le piene, restare in televisione a guardarvela, evitate di andare sugli argini dei fiumi anche in pianura, l'argine degli Adige, dell'Adige, del Bacchiglione, di tutti questi fiumi, lasciate stare, del Piave, non andate a vedere le piene dei fiumi.